Benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto al titolo, oggi parleremo pace e guerra, perché ultimamente i miei stream stanno dirottando questo discorso con tutto il fiato che gli è rimasto nei polmoni. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi nel canale di Ildegarda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Vi ricordo anche che alle 20:30 del lunedì sera il vostro Marietto con Ildegarda coadiuvato da Midas sul canale di Telegram Magici Arcieri Bertoldini, il Marietto e la Ilde e la Midas tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati e il link lo trovate qui sotto in descrizione. Bene, iniziamo questa micropillola. Vuol dire che purtroppo la gente non si è reso conto che questo periodo magico di pace che noi abbiamo avuto in Europa negli ultimi 70-80 anni è stato un periodo che forse lo vedremo ancora per poco, perché fondamentalmente la gente ha sempre creduto che esiste la pace e la guerra, ma nella realtà, come dice Osho, esiste la guerra e la preparazione della guerra che noi chiamiamo pace. Quindi molte persone non hanno capito che mentre qui la gente veniva indotta ad andare nei store, supermercati a vedere le partite di calcio, o praticamente gli avevano lavato il cervello con quinte dimensioni, angeli colorati e corsi di misticismo vario, gli altri negli altri stati stavano preparandosi a quello che arriverà fra poco e, come vi ho già spiegato, stanno sfruttando il periodo favorevole, perché in questo momento noi come Occidente stiamo attraversando un periodo planetario sfavorevole. Chiaramente in questo periodo è già cioè ne sono già arrivati altri. Ad esempio negli anni 90, quando il muro di Berlino è crollato, questo è crollato non gratis, ma perché in un certo senso Chernobyl ha dato una spallata al regime sovietico, così che l'Europa ha potuto riprendersi la Polonia e qualche altro stato che era sotto l'influenza e le forze oscure dell'est, diciamo così. Quindi adesso noi siamo in un altro periodo e lo vediamo apertamente nelle tv. Praticamente le tv di Stato ci fanno capire che siamo sotto un attacco, e questo attacco lo chiamano in questo momento virus. Vedo che tutto l'apparato politico e quello militare si sta comportando bene, perché sebbene questo attacco è stato molto basso, nel senso che è stato un attacco senza pietà, tutto l'apparato che a primo occhio sembrerebbe traballante si sta comportando bene. Chiaramente anche qui i nostri esoteristi stanno lavorando in modo egregio e stanno cercando di costruire delle barriere vibrazionali a queste penetrazioni. Gli altri, chiamiamoli altri, hanno già iniziato questa penetrazione, come vi ho già spiegato in altre pillole, magari 10-15 anni prima. Abbiamo avuto delle infiltrazioni dell'est e stiamo avendo anche delle infiltrazioni dal sud dell'Europa. Come vi ho già spiegato, anche ad esempio un ex ministro italiano fu attaccato tramite magia e lo disse pure sui giornali. Quindi non è una cosa nuova, ma è risaputa. Infatti alcune riviste gli fecero un gran eco per avvisare indirettamente tutti che questa cosa esiste. Quindi noi cosa possiamo fare? Noi possiamo cercare tramite il web, che ci viene in aiuto, libri e persone che ci diano la possibilità di imparare queste arti e per mettere a servizio dei più deboli, perché in questo momento, a parte l'apparato sanitario italiano che sta lavorando molto bene e sta facendo vedere il meglio di se stesso, gli altri che non sono sotto pressione al di là della patologia possono avere il tempo per organizzarsi e creare delle
come si dice, barriere vibrazionali in aiuto dei più deboli. Bene cari amici, anche per oggi questa pillola è finita. Il vostro Maledetto vi chiede di iscrivervi al canale di Degarlo e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!